Siamo a Casa Pau, una casa campidanese antica dell'Ottocento. Noi cerchiamo di portare avanti la tradizione di queste case campidanesi grazie anche all'Associazione della Terra Cruda, che ci aiuta anche con questi eventi a mantenere la casa aperta. Laboratorio delle passine reali che abbiamo proposto è pasta di mandorle praticamente, è tipo un savoiardo alla fine, solo che c'ha la mandorla macinata dentro. Si glassano, bisogna lasciarle asciugare e poi si decorano. Questo laboratorio è stato creato prima di tutto per trasmettere un'esperienza, cioè la nostra esperienza, quello che abbiamo vissuto comunque nella nostra famiglia, quindi rivivere il sugumbidu come si faceva una volta per le feste, insomma, qualsiasi tipo di festa, e quindi fare le varie portate con il liquore che veniva preparato in casa, che si abbinava a ogni dolce. Casa Pittau può definirsi una tipica casa campidanese, una casa a corte, quindi una casa con un cortile molto grande, la struttura abbastanza complessa dell'abitazione perché prima loro si conformavano alle esigenze dell'attività produttiva, che era l'agricoltura. Stare all'interno di queste abitazioni, sacrificarci anche per mantenerle in una condizione dignitosa, ecco, però ci fa vivere dei momenti che secondo me sono di serenità e soprattutto di riflessione. In questo caso ci confrontiamo con il rito del matrimonio, in una parte di questo rito che riguarda la vestizione, l'arrivo degli sposi, la rottura del piatto, sugumbido, insomma una parte interessante del rito che è un pochino più complesso del matrimonio sardo. Ecco, naturalmente si dice che queste case campidanesi interessino il passato, il presente ma anche il futuro, e questo secondo me ha anche un significato di accoglienza nei confronti di persone che hanno comunque un interesse particolare verso queste situazioni e verso le quali noi ci sentiamo di dire che siamo contentissimi se possiamo condividere delle esperienze assieme che possono riguardare o avvenimenti tipici o situazioni tipiche del passato, ma anche iniziative culturali di più ampio respiro.